Cari amici, ben ritrovati, Eventi al Territorio, ritorno a Sant'Antonio dei Zellini. Siamo in una delle manifestazioni di Delizie d'autunno, siamo in un bellissimo posto che poi Paola ci racconterà, e a proposito di Paola siamo in compagnia sia della Proloco che dell'associazione del gruppo d'arte Noè Bordignon di San Zenone. Quindi poi parleremo con Torresan Natale. Paola, innanzitutto a te, segretaria della Proloco, cosa vuol dire per la Proloco questa nona edizione di questa passeggiata? Beh, per noi vuol dire tanto, per far conoscere questi luoghi è importantissimo. Siamo passati per degli scorci bellissimi, siamo passati per dove i nostri pittori del passato hanno dipinto e dove hanno emozionato tantissime persone. Come dicevi tu, siamo arrivati alla nona edizione di Passeggiando nella terra degli artisti, dove ci sono 4 ristori e ogni ristoro è allietato anche da musicisti. Ci sono anche dei figuranti medievali nel ristoro numero 1. E comunque io adesso passo la parola a Natale e ti spiegherà il perché è nata questa passeggiata. Tu resta qua accanto a noi che dopo devo farti un'ultima domanda. Natale, tu mi hai fatto un breve riassunto prima dietro le quinte, raccontaci brevemente la storia. La storia di questa passeggiata è collegata strettamente al nostro territorio, alla conservazione del territorio e anche il periodo adesso, fine settembre, il periodo autunnale, che è un periodo che principalmente è molto apprezzato dai pittori per i colori che cambiano per l'autunno. La storia di questa passeggiata deriva da 300 anni di storia di pittori che sono stati qui nel paese e hanno dipinto, hanno vissuto a contatto con le persone, anche persone semplici, e hanno messo in testa l'idea che il territorio è da conservare e da apprezzare e far conoscere anche agli altri. Quindi abbiamo deciso di portare le persone anche degli altri paesi a vedere la natura, a vedere anche gli aspetti storici e anche i punti panoramici dove questi pittori hanno fatto ormai centinaia e centinaia di opere d'arte. So che più o meno avete già i dati di quante persone possono avere partecipato. Non siamo sicuri, ma penso 1 migliaio di persone. Quindi un buon risultato per la Proloco. Quali sono i prossimi eventi? Poi mi dicevi c'è anche una bellissima mostra da andare a visitare. Una bellissima mostra che si chiama appunto Emozioni e colori del nostro territorio, l'albero linfa vitale. Ieri abbiamo inaugurato questa mostra, ieri pomeriggio ci sono una settantina di artisti di diciamo 11 comuni, mi pare, vero Natale? 11 comuni, tutta la Pedemontana è rappresentata, è visitabile fino al 27 di ottobre in Villa Marini Rubelli. Perfetto, noi vi diamo appuntamento anche per questo evento. Paola, innanzitutto grazie anche a Natale per averci invitato in questo evento, è stato un piacere partecipare. Sì, certo, siccome noi siamo inseriti nel cartellone Delizie d'autunno, quindi era doveroso chiamarti. Quali saranno i prossimi eventi futuri della Proloco? Beh, i prossimi eventi ci sentiremo, sarà Natale in villa e durerà fino a gennaio. Poi ci sarà Donne in Arte a febbraio-marzo. E quindi sicuramente non mancheremo e saremo qui con voi per seguire. Grazie mille a tutti e buona passeggiata.